Sanità Veneta, la Regione prosegue nel progetto di razionalizzazione delle USL, ma non solo, sempre più concreta l'idea dell'azienda zero. Significa non aver più 20 uffici tecnici ma averne uno solo, significa non aver più 20 uffici legali ma uno solo, significa ad esempio non fare 20 volte lo stesso concorso per l'assunzione di infermieri e vedere 5.000 persone che si presentano al concorso, ma farne uno solo e scorrere la graduatoria. Magari significherà anche non avere più 300 dipendenti che si occupano di informatica, ma avere una realtà sola magari che potrebbe averne molti di meno. Ancora in discussione gli accorpamenti tra USL, dove sembra prendere maggiore consistenza per la Marca la proposta di due ambiti, uno a destra Piave con Montebelluna Castelfranco accorpata a Treviso, mantenendo invece a Luz Setie la sinistra Piave, dove potrebbe traslocare il presidio sanitario di Oderzo. Una riforma regionale che anticipa per l'ennesima volta il Ministero e i suoi tagli lineari. Noi proponiamo al Ministro di affrontare il tema, ma affrontarlo con i costi standard e punendo i non virtuosi, cioè quelli che sprecano. È inutile tagliare prestazioni da una regione come il Veneto che è virtuosa. E proprio sul taglio delle prestazioni non necessarie annunciato da Roma, anche l'assessore alla sanità Veneto è molto critico. Tagliando 208 prestazioni in maniera lineare, tutto fa fuorché andare a beneficio dei pazienti che saranno gli unici a pagare. Se il medico la prescrive vuol dire che c'è necessità. Se il medico la prescrive vuol dire che è appropriata, se c'è l'indicazione della presunta patologia a maggior ragione devono essere fatti, quindi noi siamo dalla parte dei pazienti e ovviamente anche dei medici che devono avere una norma che li protegga proprio dalla medicina difensiva e li facciano lavorare in scienza e coscienza, ma soprattutto con serenità.